Allora, capitano del Portogruaro Sumaga, quando sei stato nominato con questo titolo che all'interno di una squadra è anche fondamentale, insomma. Ormai è una vita, perché inizio la mia 9ª stagione qua e penso siano ormai 7 anni che sono capitano. Insomma, sono stato capitano abbastanza giovane, avevo 24-25 anni. Sono stato investito abbastanza precocemente. E dopo quanto dall'arrivo al Portogruaro? L'abbiamo fatto dopo il secondo anno. Dopo il secondo anno, nonostante ci fossero giocatori più vecchi, più esperti di me, l'allenatore ha voluto questa cosa fortemente e io l'ho accettata, e si vede che aveva visto che potevo farlo bene. Hai le potenzialità di collante all'interno della squadra? Un po' il ruolo è quello lì, sì, un po' di indole, di essere un po' quello che cerca di tenere un po' tutto sotto controllo, comunque quello che non si tira mai indietro, quindi che deve dare comunque l'esempio. Ci sono tante cosine. Il capitano non è quello che deve parlare, ma è quello che, secondo me, per come lo faccio io, che deve essere un esempio totale, e quindi anche quelle volte che parla, siccome parlo poco, viene ascoltato 10 volte di più di uno che parla sempre, insomma, tutto qua. Da dare strigliate ai più giovani e rimettere in regola. Sì, beh, tutto quello che serve, anche se negli ultimi campionati diciamo che abbiamo preso una strada, un certo tipo di culto del lavoro anche qui, e quindi non c'è bisogno di questo. Diciamo che anche i più giovani hanno imparato come si fa. Che legame c'è tra capitano e allenatore? Anche la squadra come si rapporta? A chi dà più credibilità o comunque più fiducia? L'allenatore è la figura più importante, nel senso che l'allenatore è quello che ci deve mettere in campo, che ci deve trasmettere qualcosa in più. Io in teoria dovrei fungere da collante tra l'allenatore e i compagni di squadra, anche se ormai diciamo che va bene il rapporto che ha l'allenatore con qualsiasi giocatore, non è che se deve dire una cosa a uno viene a dire prima a me. Io cerco per le cose un po' più ufficiali di essere il tramite, poi per le cose personali ognuno ha il proprio rapporto con l'allenatore. Quindi adesso capitano di una squadra di Serie B, insomma, adesso siamo in Serie una bella B, soddisfazione, immagino. Sì, no, sicuramente, ma più che altro, più che per la Serie B, per come ci siamo arrivati, per il mio percorso che è stato qui, che ho creduto in questo progetto sin da quando eravamo nei dilettanti, personalmente per certe rinunce che ho fatto per rimanere qui, per credere in questo, e quindi è una soddisfazione doppia, tripla anzi, visto che l'abbiamo ottenuta contro squadre e società molto più blasonate, che però alla fine sul campo hanno dimostrato di valer meglio di noi. In futuro pensi di rimanere sempre con questa squadra o magari, nonostante questo legame, sì, la strada può il calcio arrivare in un bivio? Non si può mai dire mai, quindi, però dico, anche in questi primi giorni di mercato c'è stato qualcosina, però non lo prendo neanche in considerazione. Attualmente faccio fatica a vedermi con un'altra maglia e faccio fatica a vedermi da un'altra parte. Nel calcio non si può mai dire mai, però la domanda che mi fai adesso dico no, spero di no, insomma, poi se mi cacceranno via è un altro discorso. Un commento sui bellissimi mondiali dell'Italia. Me l'avevo già fatto su un'intervista, io avevo detto che per me, quando l'avevo vista nelle qualificazioni, per me era la peggiore Italia che avessi mai visto, e non mi ricordo, anche se avevo 4 anni, quella dell'82, mi ricordo qualcosina dell'86, anche se furono eliminati male, però dal 90 in poi le ho viste tutte bene, e penso che questa fosse la squadra con minor qualità in assoluto, e poi l'ha dimostrato sul campo, insomma. Sì, e là c'è stato un errore anche da parte del capitano, secondo te? Ma no, non so. No, non penso, cioè, lui ha fatto il suo mondiale, più che altro magari le colpe vengono date un po' più al CT per le convocazioni, questo è uso comune qui, cioè, d'altronde le responsabilità sono sue, perché la squadra l'ha fatta lui, però insomma ne ha fatto brutte figure, tutto qua. Cosa avrebbe potuto fare secondo te? Magari cercare di convocare a priori i giocatori con maggiore qualità che abbiamo nel nostro campionato, che magari la Spagna ha dimostrato, l'Olanda ha dimostrato che giocando bene, insomma, si va avanti, insomma, quindi fare qualcosa del genere, anche se in Italia ormai non abbiamo più i Baggio in questo momento, quindi sarebbe comunque un adattamento a quello che abbiamo, però secondo me non l'ha fatto. Tu quando hai iniziato a giocare a calcio, immagino
Avrò avuto 7 anni, ho cominciato a giocare a calcio, diciamo a fare le trafila dagli esordienti fino alla primavera e poi ho cominciato a girovagare per l'Italia finché ho trovato casa qui. E vediamo se mi muovo. Va bene, Ok. ok, grazie.